Hola a tutti ragazzoli, benvenuti in questo nuovo video. È diverso, come potete vedere ho finito il furgone, quindi tale fronte ne stiamo guidando, stiamo andando, come avete visto dal titolo sicuramente stiamo andando alla fiera di Parma, anche quest'anno ovviamente immancabile la fiera ed è la mia unica vacanza. Siamo già per strada, siamo partiti da un po', dobbiamo fare tappa al supermercato per prenderci un po' di cibaria varia. Il gap dei 3 mesi più o meno del ritardo dei video fa veramente la differenza, come potete vedere. È già marciante, è già con le targhe, non è vero, sto scherzando, penso che l'abbiate anche capito. Dopo vi spiego tutto, vi faccio vedere. L'importante è che comunque oggi ci divertiamo insieme. Allora, il video più o meno sarà puntato comunque anche sulla fiera, vi faccio vedere magari qualche novità, qualcosa di particolare, però principalmente voglio farvi vedere, voglio portarvi l'esperienza che faremo. Dietro la camera c'è mio cugino, che avete già conosciuto nei video nei vecchi video per chi mi segue da tanto, dove siamo andati in Svizzera, a Milano, e quindi sono con lui, facciamo questa avventura. Staremo 2 giorni, quindi oggi è sabato, faremo sabato e domenica, e punto di più sul farvi vedere di più l'esperienza, come si vive diciamo al di fuori della fiera, quello che succede al di fuori, la sera, la compagnia che si, l'atmosfera che si crea, che comunque con lo scorso video l'avete già visto di più, però questo episodio, cioè quest'anno voglio più concentrarmi su quello. Avremo più o meno più di un'oretta di strada ancora, però comunque dai, dopo vi faccio vedere tutto, vi racconto tutto. Ci vediamo dopo, probabilmente adesso vedrete un piccolo time lapse che mi piacciono tanto del viaggio. E niente, saltate mio cugino. Ragazzuoli, scusate ma sono peggio senza voce, cioè peggio non si dice così, ma va bene. Come vedete siamo incolonnati, sono le 10:30, dobbiamo ancora entrare. E la cosa peggiore, ovviamente lì in fiera parcheggiati ci sono già Vincenzo e Luana, ci hanno detto che non c'è posto, è strapieno. Noi, dopo vi spiegherò tutto, comunque noi purtroppo prima di così non potevamo fare, fatto tardi per vari motivi. Purtroppo sarà così, quindi adesso cerchiamo di entrare, vediamo se troviamo un posto, ovviamente non credo vicino a loro, e molto probabilmente entreremo in fiera dopo pranzo, perché in più quest'anno c'è più gente rispetto agli altri anni. Quindi vedo di entrare, ci sistemiamo, vediamo cosa succede e poi vi aggiorno dopo. Purtroppo non è andata secondo i piani come avevo preventivato, però vabbè, capita. Comunque sono senza voce veramente. Cioè ragazzi, guardate dove ci è toccato parcheggiare, attaccato a questa macchina, in modo che di noi abbiamo spazio e lui comunque può salire lato lato, e il nostro gruppetto è messo qua e un po' qua, però adesso Vincenzo e Luana saranno dentro, probabilmente non ci sono. Scusate ma ho la voce stratirata, mi è venuta fuori adesso, cioè in mattinata. Adesso ovviamente è già tardi, però andiamo a fare un giro al volo dentro, stiamo un'oretta, 2 e poi veniamo a mangiare. E comunque fa veramente tanto caldo, speriamo che nel più tardi riusciamo a incastrarci meglio anche noi in qualche maniera e di infilarci lì vicino. Non lo so, vediamo dai. Beh, ovviamente, secondo voi cosa stavano facendo? Mangiamo. No, stiamo assemblando, abbiamo fatto un corso di chimica. Stiamo assemblando determinati prodotti chimici. Che in gergo, proprio specifico, si dice prodotti chimici. E stiamo appunto cercando di capire cosa succede se abbini, diciamo, hanno dentro anche dei come si chiamano? I pigmenti, vero? Sì, pigmenti rossi. Sì. E vogliamo capire se aggiungi del carboidrato a un sugo cosa può succedere. Però alla fine poi buttiamo tutto e non beh, certo. No, sembra anche giusto. No, poi non mangiamo assolutamente. Che fa male. Fa malissimo. Comunque si sono già lamentati che non ho portato Vergogna. Senza i cannoli, purtroppo ahimè, non so perché per colpa anche del mio ammalamento. Sì, si ammalamento. Non ho potuto portarvi niente. Voi l'avete visto ammalato? Sì, dalla voce si sente. Sì, ma la voce anche io sono malato. Vabbè. Non sei più quello di una volta. Non sei più uno spazzatore di cannoli di una volta. Esatto, guardate qua che
camping che si sono fatti qua. Adesso vi faccio vedere anche dentro in anteprima per me, ma Esatto, ma non per voi sicuramente andate a vedere il loro canale, seguiteli, sicuramente l'avete già visto. Adesso vi faccio vedere dentro come sta diventando il bagaglio, guardate qua. Che bella burette. Visto che c'è un letto. Questo qua è il letto oggi che è 20 di settembre, non hanno ancora fatto vedere a nessuno, a parte chi è venuto qua a guardare. Però guardate, l'hanno rifatto completamente. Piantino elettrico con la batteria GM, vero? Sì, al piombo proprio quelle vecchie. Esatto. Mi piace ancora la vecchia tecnologia. È giusto, è meglio così, più sicuro, non esplode. E queste esplodono da sole. Stare attenti. Comunque veramente un bel lavoretto. E quanto tempo serve a fare i lavori? Per finire tutto? No, in generale dico quanto tempo serve. Vabbè, ma non seguite né noi né lui, perché è da 6 anni che sta facendo sotto Ma io ho iniziato da poco. a fare vedere i video, ma diglielo che sono di 6 anni fa i video. Il primo video è 6 anni fa che l'hai fatto. Va bene, basta, vado via che sennò. Comunque al volo vi faccio vedere in mezzo come siamo venuti oggi qua. Questo qua è un T5 California. L'ho noleggiato apposta per venire qua. A parte guardate come ho parcheggiato accanto all'altro, perché adesso si sta liberando qualche posto. Stasera ovviamente ci sarà più spazio, ma dopo in teoria riusciamo a infilarci lì insieme agli altri, che qua c'è tutta, diciamo, l'area questa e questa insieme a tutti gli altri. E noi lo facciamo vedere così, vero Fede? Nel disordine. Ancora sistemare la spesa, attenzione, guardate qua. Tac. Allora, è molto minimale. Al volo vi faccio vedere, dopo faccio vedere stasera anche il letto. Questo è le panche dove si ci siede, che con le sue corsie slittano e diventa il letto. Scusate il casino, dobbiamo ancora sistemare. Qua abbiamo un frighetto che devo dire che è abbastanza capiente, ci abbiamo messo un bel po' di roba. Qua c'è il piano per cucinare che poi lo vedrete stasera o domani. Tavolinetto che non si usa perché è rotto, qua è tutto rotto. Qui stivaggio, qua sotto abbiamo un cassettone. E basta, tutto lì. Lì dietro c'è un po' di stivaggio e anche qua c'è un mega cassettone. Scusate, c'è buio ma non si vede. E qui dentro c'è un sacco di caldo. Molto caldo, siamo sotto il sole. Qua sopra avremmo anche il soffietto, ma l'hanno spaccato. Qualcuno l'ha spaccato. Parentesi, questo l'ho noleggiato su un sito di gente privata che noleggia il proprio camper. E gli hanno fatto un bel po' di danni a questo, si vede, deve essere un po' sistemato, ci sta. Però diciamo era solo per provare un po' l'esperienza di farci 2 giorni, io soprattutto, mio cugino magari dopo si appassiona anche lui, si vorrà comprare un camper. Già gli piacciono, abbiamo già visto qualcuno. Di fare l'esperienza e niente, fare un'esperienza prima di averne veramente uno. E niente, vedremo cosa succede. È ovviamente molto piccolo, però ci sta dai. Non ha riscaldamento, non ha niente. Ecco, intanto ci chiude dentro. L'oscurante. Adesso noi ci facciamo dei panini al volo e andiamo a mangiare con gli altri. Ragazzuoli, allora nel pomeriggio non vi ho fatto vedere niente perché siamo entrati in fiera, poi siamo riusciti perché avevo un problema con il frigo, era saltato il fusibile, quindi ho dovuto sistemare e non mi hanno fatto più rientrare perché c'era un'ora prima non ti facevo più rientrare, quindi noi ci siamo posizionati insieme a tutta la banda, siamo lì in modalità relax. Adesso vi faccio vedere al volo e poi vi faccio vedere il Defender dei ragazzi di Manfrida, vi faccio vedere, poi seguiteli, veramente bello, minimale ma bellissimo. Vedete, noi ci siamo un po' spostati perché è andata via un po' di gente, adesso stanno cominciando ad andare via le macchine e si creano posti e siamo avvicinati al blocco qua. Comunque vedete, sono i ragazzi. Noi invece adesso, dopo aver fatto vedere il Defender, ahimè, devo lavare la padella che ha dovuto sporcare forse il mio cugino, per forza, perché doveva scaldarsi la piadina con tutto il caldo che c'è. Quindi adesso lo laviamo qua e dopo con calma ci prepariamo a mangiare. Il frigo comunque poi è ripartito, solo che la roba è diventata tiepidina perché oggi c'è stato veramente caldo
Adesso abbiamo la batteria al 70%, i pannelli non stanno più di tanto caricando perché il sole sta tramontando, quindi spero che non ci lasci a piedi questa notte. Non sembra, ma dentro c'è un bel po' di roba, comunque dai, sta iniziando ad raffreddarsi. C'è stato veramente un sacco di caldo qui dentro e il fatto che si era spento ha fatto fatica. Guardate qua, e questa è la vera van life, fatto che spiaggia e sabbia, tramonto. Guardate qua, pulire i piatti e i 2 coltelli, che uno ho spaccato io per carità, ma l'altro, la padella è stata qua per il mio cugino. Ciao Fede, se mi stai guardando, devi lavarli tu, ma non li hai lavati. Comunque direi lavandino praticamente inutile perché è minuscolo e vabbè, si riesce a fare, contate, una padellina a lavare, 2 bicchieri, ma è veramente piccolo, ma ci accontentiamo lo stesso noi. Usare l'acqua con parsimonia, poca poca. Non so quante dita abbiamo, però comunque ci bastano. È veramente un peccato che non si può aprire il tetto soffietto. 1 perché dormirci sarebbe stato più divertente, 2 perché non possiamo metterci in piedi. Ma va bene dai, ci accontentiamo. Bene, asciugo qua queste 2 cacate. Praticamente niente della fiera. Abbiamo solo fatto un padiglione dove c'era qualcosa di carino, però domani vi faccio vedere qualcosina, qualche mezzo un po' più interessante, come vi ho già spiegato prima. Comunque non so se sto riprendendo bene o se non mi state vedendo, però va bene così. Ragazzoli, scusate, ma sono passato col telefono perché sapete che la GoPro con il buio non va d'accordo. Comunque guardate che mega tavolata si è formata. Noi siamo in ritardo perché abbiamo appena iniziato a cucinare, però vabbè, non ha importanza, c'è mio cugino a fare foto e video della van life vera e propria, in ginocchio, guarda qua. Comunque abbiamo iniziato con questi arrosticini con salsiccia già conditi. Qua si sta creando un bel caldino che secondo me più tardi, io sto benissimo, che più tardi quando andremo a letto sarà molto divertente. Ma va bene, mi raccomando, con la mano che ti asciughi il sudore, dopo tocca bene la carne. Comunque stiamo iniziando pian piano, mangiamo man mano che la roba è pronta. Questi qua sono un po' cicciottelli, stiamo mettendo un po' a fare. Abbiamo un po' di carne, anche tanta, però noi comunque cuciniamo e mettiamo anche per gli altri se qualcuno vuole mangiare. E niente, ci godiamo semplicemente la serata. Guardate che quantità di camper anche la sera che ci sono. Comunque per puro caso, andando a cercare il bagno, abbiamo trovato, cioè ho visto, e ragazzi l'importante è partire. Ho visto in mezzo dal vivo e fa paura, è enorme. Domani mattina, se ci sono ancora, ve li faccio vedere, ormai è buio, ho fatto un po' di foto. Se non riesco a farvi vedere magari vi metterò le foto adesso, però è veramente impressionante. Poi mi sono purtroppo spoilerato i lavori che hanno già fatto, perché io non sono a passo con i video perché non riesco a starci dietro, man mano me li guardo, però mi sono spoilerato i lavori. Però va bene dai, noi niente, ci godiamo la serata. Adesso devo tirare fuori la birretta perché quella non deve mancare, e vediamo, ci aggiorniamo dopo quando andiamo a letto. Sì, vi faccio vedere qua la preparazione del letto, bisogna, vero? Pace bene. Ungici tutti! E per i cuochi! Hip hip urla! Hip hip urla! Hip hip urla! Noi nel frattempo Fede sta uscito a mangiare qualcosa. È rimasto io, guardate. Guarda che bel piatto pieno. Ci abbiamo messo un anno a cucinare queste maestre salsicce. Erano incucinabili, le abbiamo dovute spezzare per riuscire a mangiare. Cioè, Anche troppo. no, questa è la pancetta. 346 minutes later. Ragazzoli, la serata siamo giunti, è giunta al termine. Ho lavato con molta fatica la padella che era zozzissima e il lavandino minuscolo, lì ho fatto veramente tantissima fatica, ma l'abbiamo lavata. Scusate l'illuminazione, ma ho acceso il flash del telefono, se non si vede niente. Eccolo qua, vi dirò che veramente
largo, in 2 si dorme bene secondo me, ve lo diremo domani mattina. E l'unica cavolata, adesso vi faccio vedere, è che questa è l'unica assoluta finestra che puoi aprire, senza considerare i finestrini davanti. Ma qual è il problema? Che non ha zanzariere, come potete vedere, cioè chiunque potrebbe entrare senza alcun problema. Quindi questa cosa qua ha un punto in svantaggio, punto a sfavore, e non puoi né mettere la zanzariera, e sì, puoi abbassare l'oscurante, ma dopo che aria entra. E boh, è fatto male questa cosa qua. Vabbè, in qualche maniera faremo. Adesso mio cugino è ancora fuori perché voleva stare ancora un attimo lì seduto, va bene. Invece mi corico e domani mattina ci svegliamo per le 9, colazione, caffettino, e andiamo a visitare il resto della fiera, che voi non avete visto niente oggi, però dobbiamo ancora vedere 2 padiglioni grossi. Quindi vi auguro una buona notte, anche se voi non state dormendo, fate la buonanotte a me, dite la buonanotte a me, vabbè, avete capito? E scusate per la voce, spero che domani mattina mi ritorni magicamente. E quindi niente, a domani, sono abbastanza distrutto, sarà mezzanotte passata e adesso si dorme. Ragazzuoli, madonna, buongiorno, scusate per la voce, non mi sono reso conto che fa ancora cacare. Bene, com'è andata la notte? Bella intensa. Caldo e caldo, perché non potevamo far girare l'aria. Cioè, vedete, ok, questa è l'unica finestra che si può aprire, ma il problema è che, l'ho detto ieri, forse non puoi lasciarla aperta perché chiunque potrebbe infilare la mano, e in più entra luce. Ho studiato un po' malino, ma vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo alzati verso le 7 perché dovevamo andare in bagno, ovviamente qua non c'è bagno. Oggi vi faccio vedere la fiera vera e propria, perché ieri non l'avete visto niente, avete solo visto la fake van life. E adesso però facciamo il caffettino. Ecco qua ragazzoli, il caffettino, ma ho dovuto tirare via questa perché non ci stava la tazzina, cioè è troppo largo. Speriamo che viene su. Ma a me, sentendomi, cioè con sta voce, è uno schifo. Spero che non vi fa schifo nemmeno a voi. Se no cambiate canale, non so cosa dirvi. Andate a vedere i gameplay di Fede, che non fa più gameplay, ne ha fatti 2 e basta. Infatti un paio. Sono fermo, ma adesso col PC nuovo mi rimetto. Quindi mi raccomando, mi rimetto in marcia, serio. se siete appassionati ai videogiochi e di uno che fa lo stupido, lui è perfetto. È salito! E l'ho fatto salire io. Piccola citazione per chi sa. Bene ragazzi, ora stiamo per entrare. Oggi dobbiamo visitarla tutta perché è l'ultima giornata. E niente, dai, vediamo cosa vi faccio vedere, qualcosa di carino, interessante, senza annoiarvi troppo, spero. Siamo saliti su, scusate lo sfallamento, ma su una roulotte. Che differenza di spazio che c'è non avendo la cabina. Cioè hai 4 letti, 2 piccoli, uno lì, probabilmente non so se questo o qua diventa anche letto, magari. Guardate, un sacco di spazio. Il lavandino così a vista. La doccia sarà qua dentro. Il bagnetto. Non trovo la doccia però. Ma la fai lì? La fai lì in piedi, guarda cosa c'è. Sì, ecco, giusto, c'è il piatto doccia. Però secondo me potevano fare molto meglio, con lo spazio a disposizione. Fare il bagno un po' più largo in modo da avere più spazioso. Guardate che spettacolo sto Defender. È veramente assurdo. Ultra compatto e c'hai tutto. Vi faccio vedere adesso poi anche la cabina. Allora siamo andati nello stand, diciamo capannone, dove c'ho tutti i vari ricambi. Ho dato un'occhiata a vedere se la Sikaflex, ma non vende ai privati purtroppo. E ho dato un'occhiata scusate la voce, ho dato un'occhiata ai vari accessori per farmi un'idea. Adesso noi andiamo a mangiare e nel pomeriggio torniamo a farci il giro degli ultimi stand riguardanti gli allestitori. Bene,
Abbiamo mangiato anche troppo, sono le 3 praticamente. Sto tornando dentro a fare un altro giretto e il mio cugino è rimasto lì, Vincenzo Tulà, ci siamo salutati. Adesso faccio qualche giretto, un altro piccolo giretto dentro. Se c'è qualcosa da farvi vedere al volo vi faccio vedere, poi si smonta baracche e burattini. Guardate che bel abbinamento degli interni, veramente carino. Come al solito cucina piccola, doccetta abbastanza grandicella, però qua è strettissimo ed è un man. Però vedete quanto, cioè ci passo, devo un po' piegare le spalle, secondo me è troppo stretto. Ed è un 4x4 ma senza gomme tassellate, senza troppo rialzato, abbastanza anonimo. L'allestitore è mega mobile. Guardate invece la differenza almeno su questo Ford, lo spazio che si va passando, cioè è molto più confortevole. E qua c'è il letto con il lateralmente aperto, è già secondo i miei gusti molto più abitabile. La dinette, l'unico problema come al solito è la cucina, e non puoi metterti a fare niente, cioè non c'è spazio. E i 3 fuochi sono inutilizzabili e ne puoi usare al massimo 2. E anche il fatto di avere doccia separata secondo me ha un punto a favore. Doccetta anche bella grande. L'allestitore è Benimara, che neanche di camper, ma non me lo ricordavo proprio per niente. C'ha i particolari gialli e neri come livrea, e anche il prezzo di quello che abbiamo appena visto è molto accettabile. Base Ford. Vedete, questo secondo me è un bel compromesso. Cucina, c'hai almeno un po' di, diciamo, un pochettino in più da poter sfruttare per tagliare e fare cose. Hai un bello abbastanza spazio di movimento, che vedete non è troppo stretto. Qua sali e c'hai il letto, quindi sotto c'hai il garage, un bello spazioso. Probabilmente il bagno non è grandissimo, dai, è accettabile. È accettabile. La doccetta è un po' stretta perché alla fine c'è il lavandino che ti occupa un po' di spazio, però lo preferisco rispetto agli altri. Vedete anche il fatto di sfruttare la dinette da un lato e dall'altro c'hai i sedili che li sfrutti per un lato della dinette, almeno riesci a sfruttare più lo spazio di qua. Eccolo qua esternamente, la monoscocca, e si è sui 73.000. Base Ford, versione sportiva, però bello. E l'allestitore è Chasson. Guardate questo, che spettacolo che è, bello bello. È la Weisberg. Va chi c'è. Salve! Guardate questo, che soluzione diversa dal solito. Entri subito la dinette enorme, letto basculante in aria, entri e c'hai una signor cucina, cioè guardate qua, rialzato, guardate quanto spazio che hai. Questo mi piace veramente molto. Bagno posizionato qui dietro e anche direi bello spazioso. Qui sotto si ha l'impianto elettrico, però veramente bello. Guardate che bello che è, tutto restaurato, bellissimo. Ok, c'è il riflesso, voi non lo vedete. Guardate che bel tempo strano, belle nuvole, quel gioco di luci. Siamo usciti, c'è un sacco di affa. L'avventura di questo weekend alla fiera è terminata per quest'anno. Basta campo, diciamo che ne ho viste abbastanza. Novità particolari nessuna, meno se sempre le stesse cose ci sono. Anzi, la novità è che io quest'anno non riesco a parlare e mi dà fastidio a me fare dei video con questa voce, ma purtroppo ho questa a disposizione. Adesso torniamo al nostro mitico van, ci prepariamo e partiamo, torniamo indietro a lasciarlo alla sua proprietaria.
Ragazzuoli, scusate se vi girate un po' perché sennò non posso urlare. Cameraman. Allora niente, siamo partiti. Però è stato bello perché è andata a buttare la spazzatura. C'erano ragazzi di L'Importante Partire. Ciao, non vedete mai questo video, ma ciao. Dove non c'era nessuno, c'era Alessandro messo lì fuori seduto da solo. Allora ho detto non posso perdere questa opportunità. Mi sono fermato, gentilissimo e sta simpatico come nei video. Abbiamo chiacchierato un po' del mezzo, comunque che non rende dal video. Abbiamo chiacchierato un po' anche di Tal che mi ha chiesto e niente, l'ho conosciuto e sono stato stracontento di averlo conosciuto, quindi meno male che sono riuscito anche in questo, anche perché quando iniziamo a viaggiare non so se riuscirò mai a incontrarli. E comunque mi ha regalato Alessandro la calamitina del loro canale e è stato il primo che mi è stato donato in assoluto, quindi questo sarà il primo che andrà su Tal una volta terminato. La prima reliquia. Il primo Trofeo. accumulo di adesivi che magari amici che si creeranno nell'arco del tempo del viaggio, e sono stracontento che è il loro, ecco. Comunque stiamo tornando a casa e teoricamente riusciamo giusti con l'orario a riportare in tempo il T5, visto che dobbiamo lasciarlo per le 9. Quindi vi ringrazio se siete arrivati fin qua. Come avete visto è molto meno concentrato sul lato all'interno fiera, come ho già detto all'inizio, è più concentrato su quello che succede al di fuori e sull'esperienza che abbiamo avuto con i van. Vi ho già detto le mie impressioni e comunque è stata anche un'avventura diversa e da provare. E quindi niente, vi ringrazio di nuovo. Per te com'è stata questa avventura un po' spartana? Bella intensa, grezza, nel furgoncino a noleggio. Ti sei un po' leggermente avvicinato di più a Montole Camper rispetto a prima o ti è cambiato poco, sinceramente? No, bello vedere i camper. Devo ricordarmi di guardare in camera, aspetta. No, bello, ci stava a vedere i camper mostruosi. Ma ti ha cambiato il mondo camperista, nel senso è una cosa che ti avviceresti di più perché ti piace, che hai fatto anche questa specie di esperienza, o comunque non è una cosa che ti attira tanto? Allora, no. No, aspetta, nel senso, cioè comunque di base i camper mi sono sempre, cioè sono belli, quindi normale, uguale a prima, sono belli da vedere. Non ti interessa così tanto, ecco, dai. Ok, riassunto. Comunque ragazzuoli, io vi saluto di nuovo, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi. Per il mal di gola? Soprattutto per il mal di gola e per la fatica che sto facendo a parlare, ma con tutti, perché mi dava fastidio parlare con gli altri così. Comunque pazienza, è andata a finire così. Io spero che nel video comunque si senta qualcosa, speriamo. Noi ci vediamo al prossimo video, nella continuazione con i lavori su Tal. Vi auguro una buona serata o giornata e voilà! Dai,